Siamo qui con il giocatore del Sarzana Pistelli, una partita tutta in svantaggio, ma c'è stata una fase in cui poteva accorciare pericolosamente le distanze il Sarzana per un potenziale 5-4. Ecco come hai visto l'andamento della gara. L'ho vista bene, addirittura potevamo andare in vantaggio con la punizione di prima e sono contento della prestazione che abbiamo fatto. Purtroppo quando vieni qui devi pensare a stare in piedi, a difenderti e cercare di fare qualcosa davanti. È difficile eh, giocare qui, è molto difficile perché comunque tante volte puoi provare a fare una cosa che di solito provi e qua è difficile perché di solito caschi in terra, quindi per il potenziale che ha la Pumas, venire qua a fare un risultato così, secondo me vuol dire che siamo sulla strada giusta. Alla fine abbiamo provato a accorciare ancora di più, abbiamo preso due pali e sono contento e via comunque della prestazione della squadra. Ecco, di qui ai playoff o di qui alla fine insomma, del campionato, quali sono gli obiettivi di classifica del Sarzana o anche di gioco? Ma noi playoff non li possiamo fare perché abbiamo già una squadra in A1, quindi non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile perché fa morale a noi stessi, è una soddisfazione personale, ma ovviamente a livello di non puoi retrocedere, non possiamo salire e quindi l'obiettivo è cercare di far bene, di divertirsi e di crescere ed è quello che stiamo facendo perché comunque siamo alti in classifica. L'anno scorso abbiamo fatto male e quest'anno volevamo riscattarci, far capire che comunque non era stato un caso e quindi diciamo che è stata una reazione.